Come lo scorso anno, lo staff tecnico e la dirigenza dell'Acragas stamani si è recata alla mensa della solidarietà gestita dalla comunità Porta Aperta di Via Gioieni per consegnare delle derrate alimentari. Un momento di pura solidarietà che aiuterà le suore che gestiscono la struttura a preparare dei pranzi per i tanti ospiti che giornalmente si presentano per mangiare un pasto caldo. È un'iniziativa sicuramente lodevole e che vi rende orgogliosi, perché questo è il secondo anno che voi giocatori avete di vostra spontanea volontà raccolto dei fondi da destinare alla mensa della solidarietà. Sicuramente un'iniziativa lodevole che vi fa onore e che appunto dà il senso di questo gruppo che è l'Acragas, del senso veramente di che tipo di uomini è formata questa squadra. Io sono contento perché abbiamo anche quest'anno, nel giorno di Sant'Ilvestro, dato la possibilità nel nostro piccolo di appunto poter dare una mano d'aiuto nel sociale, una mano d'aiuto a questa gente che veramente ha tanto bisogno e che magari è un po' più sfortunata di noi. Siamo qui con il capitano Gattino Chiavaro, volevamo sapere un paio di suoi pensieri su questa iniziativa. Sì, come l'anno scorso ci siamo sentiti di fare questo pensiero per la mensa, è una cosa che ci sentiamo dal cuore, per cui lo facciamo con piacere in questi giorni di festa. Dare una mano sicuramente è una cosa buona, diciamo, sia per le persone, per la sorella che come sempre ci accoglie a braccia aperte, sia per le persone meno fortunate di noi che in questo momento sono qua a usufruire di questa mensa. Per cui niente, è una cosa che vorremmo fare anche più spesso, ci stiamo pensando e penso che la faremo una volta al mese per dare anche un nostro contributo, che siamo un po' più fortunati degli altri. E niente, augurare a tutti quanti buone feste, un buon inizio e buona fine. Grazie.